buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Telefriuli Estate. Apriamo questa terza settimana in diretta da Legnano Sabbiadoro, in particolare da questa splendida location, quella della terrazza dell'Hotel Italia Palace di Legnano Sabbiadoro, per una puntata dedicata alla bellezza e non solo. Ma partiamo proprio dalla bellezza, grazie alla presenza del make-up artist Flavio Muzzin, che è venuto questa sera proprio per proporci in diretta un trucco, e c'è Alessia, una mia amica, che questa sera è venuta proprio qui senza trucco, e già il fatto che sei arrivata senza trucco qui a Legnano in diretta su Telefriuli è già un bel gesto per me, quindi ti ringrazio e ti bacio in diretta. Ecco, Flavio, ci proponi un trucco per Alessia, che ha questi occhi belli azzurri. Adesso tolgo però il rossetto che gli ho lasciato in diretta. Flavio, che cosa ci proponi? Buonasera a tutti. Per Alessia abbiamo concordato un trucco molto leggero per l'estate, e lei solitamente tende ad utilizzare delle tonalità molto più fredde, cioè dei verdi azzurrati, e la mia proposta è di lavorare invece su dei colori molto più caldi, su delle tonalità molto più estive. Utilizzerò dei dorati, dei bronzo, e per le labbra utilizzeremo un rossetto arancio, proprio per dare questo effetto di estate. Dunque parleremo di un trucco per l'estate. Quindi tu partirai, immagino, con la base? Certo, come ecco. Primo prodotto che andrò ad applicare partiremo con un primer, che è un prodotto che servirà proprio per far durare molto più a lungo il nostro make-up, soprattutto anche per il periodo estivo, no? con la temperatura molto più alta. Io vado? Tu vai? Perfetto. Perché poi naturalmente noi continueremo la diretta, Flavio continuerà a lavorare e andremo ogni tanto a vedere com'è la situazione, ricordandovi che siamo in diretta, che abbiamo anche la nostra pagina Facebook Telefriuli Estate. Per chi volesse eventualmente chiedere dei consigli in diretta a Flavio, può scriverci un messaggio proprio sulla nostra pagina Facebook e lui vi risponderà. Intanto vedete che sta preparando la base per Alessia. Preparando la base, vado a stendere questo primer con il pennello del fondotinta, una piccolissima quantità su tutto il viso. Poi la scelta del fondotinta, sempre concordato con Alessia, sarà un fondotinta estremamente sottile, dunque un fondotinta molto leggero proprio per la stagione estiva. Ecco, quali sono le differenze di colori per un occhio chiaro come il suo o un occhio scuro come il mio? Lei che si trucca sempre di verde, io gli dico sempre di non truccarsi di verde, per esempio, qual è il colore più indicato per lei? Ma proprio prima ci stavamo confrontando insieme, il colore comunque per valorizzare di più un occhio comunque verde sono delle tonalità più fredde, tipo appunto il viola, tipo dei colori comunque. Il verde con il verde proprio non ci starebbe bene. Giustamente hai fatto bene a sgridarlo. Ok, io passo ora alla stesura del fondotinta. E allora io vi lascio lavorare e certo. vado, raggiungo gli altri ospiti, poi vi ritornerò naturalmente da voi per vedere le fasi del trucco, e raggiungo, per parlare in particolare in questo caso di Lignano Pineta, raggiungo Giorgio Giordito, che è il presidente di Lignano Pineta SPA. Insomma, la stagione si è già ben avviata, però ci sono tante novità, in particolare per Lignano Pineta. Bah sì, dai, partiamo con la spiaggia 2.0, abbiamo inserito quest'anno un centinaio di questi portaoggetti che sono a combinazione, ma che hanno anche questo pannello solare. Questo portaoggetti viene montato sotto il piattello dell'ombrellone, e quindi niente, uno col tablet o con lo smartphone non resta mai senza batteria, cosa che succede spesso, e quindi è una novità, ecco, che abbiamo inserito quest'anno. A parte tutti i gadget che ci hai portato, una delle novità, e abbiamo anche le immagini, l'inaugurazione di un mosaico che si è tenuta proprio qualche giorno fa all'ufficio 4, se non sbaglio. Sì, l'anno scorso avevamo realizzato un mosaico su disegno del pittore Gianni Borta, il pittore friulano, realizzato sempre dalla scuola di mosaico del Friuli. Quest'anno abbiamo bissato con Giorgio Celiberti, e sempre con la scuola di mosaico appunto di Spilimbergo. Sono stati 6 gli specializzandi, cioè i diplomati in mosaico, che solo i migliori frequentano l'anno di specializzazione, che l'hanno realizzato in parte a Spilimbergo e in parte in 2 settimane a Lignano Pineta.
Io che amo particolarmente la spiaggia di Lignano Pineta, è sempre ricca di animazione, di vari servizi, poi io seguo sempre gli incontri con l'autore con il vino e ogni anno rinnovate l'offerta. Ma sì, insomma, ci diamo da fare perché solo offrendo delle novità ai turisti che tornano si riesce a rimanere competitivi sui mercati internazionali. La sfida è quella sicuramente dell'intrattenimento, l'hardware deve essere a posto, quindi ombrelloni, lettini, però quello che la fa da padrona è il software, quindi tutte le iniziative che vanno un po' per target, e quindi quello che riguarda l'arte e la cultura, il mosaico, l'abbiamo detto, per 10 anni abbiamo organizzato un simposio di scultura e abbiamo nel Parco del Mare, tra Viale Amare e Raggio dei Canestrei, più di 40 opere scolpite lì da scultori di tutto il mondo, e anche un parco di sculture che non credo abbia dei paragoni almeno in questa regione, e poi ecco, col mosaico adesso stiamo realizzando una mostra open air che riguarderà tutti e 7 gli stabilimenti balneari di Pineta, però ci vuole ancora qualche anno. Ricordiamo anche quanto è importante lo sport e ci sono tanti eventi sportivi, per esempio mi viene in mente anche la Color Run l'anno scorso che ha portato tantissima gente. Ecco, tu hai portato un ricordo che fa riferimento a questa bella festa, perché poi è stata davvero una grande festa. Beh, 17.500 iscritti, credo che siamo arrivati secondi solo dopo a Torino, dove ha sede la RCS di Cairo, e quindi lì non potevano farne di meno, ma insomma abbiamo, credo, Rimini non so se ha fatto 7 o 9.000, per cui credo che la location anche di Lignano Pineta sia forse molto apprezzata per il Palapineta, dove poter distribuire i kit agli iscritti, per la passeggiata sopraelevata da cui ammirare le partenze di 500 in 500, e anche per la bellissima Pineta della Gettura, che effettivamente a percorrerla di corsa e poi in spiaggia, insomma, non so, credo che non ci siano pochi color run che possano offrire tutto questo. E poi il palco montato in piazza Marcello d'Olivo sulla Mezzaluna per la colorata finale era lì proprio apposta, e quindi credo che effettivamente sì, sia una color run veramente completa questa. Tanti gli eventi musicali, anche per esempio io ricordo domani anche al Tenda ci saranno i Pepe Rossi, un gruppo che poi conosciamo bene, che sono stati da noi ospiti parecchie volte, poi avremo modo anche di rivederli, ma devo dire che poi la musica porta sempre tanta gente, è un'attrattiva importante oltre allo sport. Sì, beh, le Summer Nights del Tenda, io qui ho un programma praticamente lunghissimo, ci sono delle cover band e dei complessi praticamente quasi ogni sera, sicuramente è un punto di riferimento per Lignano questo, però poi ci sono anche gli spettacoli in piazza Marcello d'Olivo. Ogni sera gli animatori che abbiamo in spiaggia, i 7 animatori che al bagno 3, la bandiera inglese, fanno dall'acqua gym al risveglio muscolare, ai balli di gruppo, poi si esibiscono la sera sul palco con la baby dance e poi con degli spettacoli cabaret, però lì in collaborazione con il comune e con la Lignano Sabbiadoro Gestione. Anche quest'estate ci saranno delle manifestazioni musicali, so che ci saranno le Orme, gli Imagination e ancora un altro gruppo, e poi sempre lì a luglio ci sarà anche un festival di Radio Monte Carlo, 15-16 di luglio se non sbaglio, adesso dovrei controllare. Delle manifestazioni sportive hai già detto, siamo partiti col triathlon il 29 di aprile, poi c'è stata la Sunset Run, arriverà la Color Run per poi continuare col SAP, con lo stand up paddle il primo weekend di settembre, poi avremo una prova nazionale di triathlon a fine settembre, primo di ottobre, sì. Bene, insomma è un'estate ricca anche per Lignano Pineta. Giorgio, noi sicuramente verremo a trovarti a Lignano Pineta per altre dirette, ci sarà sicuramente occasione, ma sai che i tempi televisivi sono stretti. Intanto insomma abbiamo raccontato alcune delle novità e questa credo che sia quella più innovativa.
positiva, no? Ma sì, ecco, mi sono dimenticato di dire degli eventi che ci sono anche sui bar della spiaggia, degli eventi enogastronomici che ci sono ogni fine settimana, già dai primi di giugno, e poi vabbè, di un nuovo noleggio di biciclette che abbiamo fatto partire sul lungomare, ma di altre attività, ma insomma è inutile dilungarsi, ecco. Bene, complimenti a trovare, le scoprirete tutte, ecco. Venite come me a Lignano Pineta. Bene, grazie a Giorgio Ardito. Adesso io mi avvicino ad un collega, vediamo se Giando riesce a inquadrarci, perché Enea sarà sicuramente contento che io mi avvicini a lui. Intanto i complimenti, perché quest'anno hai festeggiato 50 anni da giornalista per il Gazzettino, quindi intanto i complimenti in diretta, le congratulazioni Enea. Bene, grazie mille, 50 anni, ho combinato proprio sia il Gazzettino che mi ha premiato e anche l'ordine regionale dei giornalisti, comunque grazie a tutti e due. Ecco. Allora, siamo qui per presentare il tuo lavoro, l'ultima fatica letteraria, diciamo così, che è quel libro che facciamo vedere in diretta, che racconta la tua vita, si può dire così? Beh, ma no, più che la mia vita, il libro si divide in due. La prima parte parlo un pochino di Ronchis, la mia giovinezza, queste cose. Ronchis, per chi non lo conosce, è un paese, era un paese a prevalente economia agricola. Ora invece adesso si è industrializzato e tutto. Racconto la vita trascorsa lì. La seconda parte invece parlo di Lignano e quindi cambiato completamente quelli. Però anche diciamo a Ronchi, quando eravamo noi, ne combinavamo di tutti i colori e lì le ho scritte anche sul libro, proverai a leggerlo anche. Questo libro verrà presentato la prossima settimana, questa settimana, Lignano, giovedì? Dopodomani. Giovedì, dico l'Autori bene. al vino, sì, dopodomani viene presentato. L'abbiamo presentato qua 15-20 giorni fa, l'abbiamo presentato al centro civico, adesso per l'incontro con l'autore con il vino sì, verrà il vino, presentato. sì. E quindi insomma chi volesse conoscere un po' meglio questo libro ha la possibilità di farlo. La prima copertina, sì, la foto di copertina sono io all'età di 3 anni. Fallo vedere, Tristano. All'interno, sì giusto, no? Ecco, all'interno ho trovato nell'archivio di famiglia delle fotografie quando io avevo 18 anni e una di 18 mesi e quindi sono qui dentro 18 anni e 18 mesi, c'è una bella differenza. Allora andiamo a ricordare invece lo Stralignano, questo, il periodico, ma anche il premio Stralignano che si terrà il 4 agosto. E lo 4 confermi? agosto al Cursal, sì, nel grande salone delle feste lì al Cursal facciamo questo qui. Edizione numero? Il numero 7 edizioni. È nato anche quello lì così, io le cose le faccio, è nato così per caso e dopo visto il successo del primo anno siamo andati in avanti ed è sempre andato crescendo. Ogni anno portiamo qualche di contorno, qualche cantante, qualcuno. L'anno scorso avevamo la Luisa Corna, quest'anno avremo la serie Porter, ecco, e questa qua lo sentiremo a urlare la via perché è una urlatrice, ma brava, bravissima, è una cantante americana, ma è internazionale, tutti i giorni sono in televisione e via via. Bene, quindi sarai sicuramente soddisfatto e noi avremo modo di rivederci perché adesso c'è la pubblicità Enea e poi ci sarà spazio per tutti gli altri ospiti sempre legati a Lignano, alla tua Lignano. Alla mia Lignano? Bene. Benissimo. Bene, allora andiamo in pubblicità. Grazie Enea. Bene, saluti. Prendo dopo il libro tu. Sì, ok. Di nuovo assieme Telefriuli Estate in diretta dalla bella terrazza dell'Hotel Italia Palace di Lignano Sabbiadoro, puntata dedicata alla bellezza e in particolare grazie alla presenza di Flavio, il make-up artist che sta facendo un ottimo lavoro con Alessia e infatti questi sarebbero stati i colori che anch'io avrei consigliato a lei, no? Un bronzo marroncino con un eyeliner. Una matita marrone nocciola con la palette e
praticamente una palette con queste tonalità qui, c'è anche una punta di arancio. Abbiamo steso il correttore, ora passiamo all'applicazione della terra, che utilizzeremo come un blush al posto del blush, anche perché non è ancora abbronzata, vero? Non ha tempo di andare in spiaggia. Non ha tempo di andare in spiaggia. Andremo a stendere la terra come se appunto fosse un blush con un pennello di questo tipo, e andremo ad enfatizzare un pochino di più la guancia, sempre mantenendo una tonalità molto, molto calda e naturale, non troppo scura, appunto anche per una questione che non abbiamo ancora un incarnato particolarmente abbronzato. Bene, allora mentre tu continui a lavorare io intervisto e ritorna con piacere Yaya Finito, perché con te abbiamo affrontato un altro tipo di argomento nella scorsa puntata. Questa sera parliamo sì di bellezza, ma soprattutto legandolo al make-up terapeutico. Certo, allora l'altra volta sì, in effetti abbiamo parlato dei benefici psicologici collegati all'attività fisica, però questi benefici psicologici sono fortemente collegati anche all'aspetto, cioè al sentirsi gradevoli, al percepire, ad identificarsi, diciamo, con l'immagine che lo specchio ci rimanda. Infatti se c'è uno scollamento tra l'immagine che noi vediamo e quello che vorremmo essere, a lungo andare vengono fuori dei problemi di autostima, vengono fuori dei problemi anche nelle relazioni con gli altri. Per cui parliamo di make-up therapy, che esiste tra l'altro veramente questa forma di terapia per cui il trucco viene messo al servizio dell'autostima. In che maniera il trucco diventa una forma quasi, diventa terapeutico, diventa un modo di valorizzarsi, diventa un modo di riconoscere le proprie risorse interiori ed esteriori, diventa un messaggio positivo verso se stessi, e tanto è vero che quando ci si sente più belli, più gradevoli, quando si ama la propria immagine, si ha la tendenza ad avere un atteggiamento anche più sereno, più equilibrato, che ci permette di instaurare delle relazioni sociali decisamente più positive. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista il trucco è veramente una forma di terapia, e possiamo dire che il make-up artist diventa una specie di terapeuta, perché Flavio mi può confermare che durante il trucco vengono fuori anche tanti aspetti di debolezze psicologiche, vengono espressi anche dei bisogni praticamente, no? Ecco, quindi diciamo che a questo punto è abbastanza evidente quanto sia importante curarsi sia per quello che riguarda l'attività fisica, quindi mantenere un corpo scattante, agile, sia per quello che riguarda l'aspetto. D'altra parte il corpo è un organismo psicosomatico formato appunto dal corpo e dalla mente, che si influenzano a vicenda, e bisogna curare entrambi per star bene. Brava Yaya, infatti adesso si sente già meglio sicuramente, dopo si guarderà allo specchio e si sentirà sicuramente meglio. Quante donne riesci a far felice tu alla settimana? Tante. Molte volte anche veramente con pochissimi accorgimenti, sì, molte volte sì, anche perché io ripeto spesso dobbiamo imparare anche a dosare, no? Un po' anche con un semplice rossetto, con un colore vivace può cambiare comunque la giornata. Certo. Nel frattempo abbiamo terminato l'occhio e passiamo alla stesura della matita nelle labbra. Lo facciamo in un secondo momento? Oppure sì, dopo proseguirai con un altro... Con un altro step, poi passeremo con l'illuminante. Okay. Intanto... Allora tu continua, facciamo vedere un attimino, intanto spiega come mettere la matita. Il consiglio che vi do io è di applicarla dall'esterno verso l'interno con questo movimento, in modo da creare una bocca molto più morbida e più arrotondata, mentre nella parte inferiore partiamo dalla parte interna così e ci sviluppiamo verso la parte interna con due movimenti, questo
e poi chiudiamo con questo. Sfumiamo poi la matita con il pennello e applichiamo in un secondo momento il rossetto. Lo vediamo più tardi, intanto tu continui a lavorare, poi magari ce lo farai vedere in diretta. Adesso invece io ringrazio Iaia per essere stata qui in nostra compagnia Telefluid Estate e ritorniamo naturalmente a Lignano per un contributo filmato, quello relativo al premio Hemingway. Riviviamo nella prossima clip le premiazioni che si sono tenute lo scorso fine settimana, riviviamole assieme nella clip. Jeitos, jeitos mil. Isto parece labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos mil. Labirinto che parece. Se ce la fai, ci sono dei camion in fondo alla strada, al bivio per Grazie Fabiano. No, mi dispiace, vi mando un grande saluto a voi che siete lassù. Non vi vedo. Allora così poi te lo lascio, ti regalo questo. La sua personalità, da una parte la letteratura, è ovviamente un grande scrittore, l'avventura. Allora Sindaco, buonasera, intanto grazie e benvenuto. La nostra città si lega a lui inizialmente per... No, prendo il mio, così non faccio confusione, sennò poi mi rimproverano. Mantenere molto alto il dialogo, il confronto, la capacità di relazioni e di letture di percorsi. Le foto per la consegna del premio dal sindaco, eccolo qua, guardate che... Per Mostra Italia nella Prego. These people are safe in their houses and the tower burns. So stories that concern these people, they all amounts to the same thing, is relations of power between people. And when I was writing this book, I was thinking of relations of power. Mi leggo le lascio il microfono intanto così poi... Grazie mille. E mi disse, Tita se no proprio in sci, che in milanese vuol dire non sei proprio come loro. C'è qualcosa che non va. E mi ha dato una seconda possibilità. Poi in seconda superiore, istituto professionale per vinti di essere buoni educatori. Prego. Leggo la motivazione del premio, resti qua con me. Il premio Hemingway per dagli squilibri interni al sistema stesso e dalla crescita esplosiva al Kurzal, che è stato presente la sede della 31 edizione del premio. Buonasera signora Franco. Allora prego. Il primo premio della mia vita. Quindi è la serata delle grandi rivelazioni. Change the world. And maybe the time has come to... Allora, vi leggo come sempre la motivazione. Nel volume Lumen dell'editore Quinlan, Nino Migliori, adesso arriva anche la grappa. Allora, questa stiamo guidando, ci rimetto io però, Avventurosi, penso troppo di meno, la gente guarderà immagini sempre di più e le immagini sono il pensiero immanente, immediato. Ho fatto, e sto finendo, Paolina Borghese, non è che sono della fotografia, perché sei già in grado di poter esprimere in maniera diversa. Mudar, ganhar e encaminhar. Ecco,
avete visto questa clip è dedicata alla 33esima edizione del premio Hemingway. Alcuni degli incontri si sono tenuti anche al Cursal di Lignano Riviera, e appunto parliamo di Lignano Riviera assieme al dottor Renzo Posso di SIL, la società imprese Lignano Riviera, il concessionario della spiaggia di Riviera. Ma io ci tenevo tanto a parlare di queste terme di Lignano Riviera, perché una delle prossime novità sarà proprio il rinfacimento delle terme. Certamente, perché le terme sono un'evoluzione come tutto nel turismo. Prima andavano bene per fare le sabbiature, avevamo reparti molto importanti per le sabbiature, poi per i bagni, cose legate all'acqua. Adesso l'acqua poi non c'era un'acqua termale vera e propria, per cui abbiamo dovuto andare a cercare l'acqua termale. Abbiamo trovato a 1500 metri una sorgente che abbiamo chiamato Sorgente Adria, che porta su acqua a 7 litri al secondo con 50-60 gradi di temperatura. Questo ci consente finalmente di vedere un orizzonte diverso per le terme, nelle quali l'impiego dell'acqua calda è fondamentale. Al momento possiamo dare qualche notizia in riferimento a quello che saranno le nuove terme? Tra quanto rivedremo appunto il complesso rinnovato, nuovo? Fortunatamente dopo tanto tempo siamo riusciti ad ottenere il permesso di costruzione. Dovevamo cominciare all'abbattimento di un muro che sta proprio vicino al Cursal. Non è stato possibile perché, pur avendo avuto dal sindaco la licenza di cominciare, purtroppo l'impresa prendeva più tempo e quindi abbiamo dovuto rinunciare, anche perché i turisti dopo tanto tempo dicevano proprio adesso cominciate, per cui abbiamo rimandato a settembre. Ma noi cominciamo con il parco termale, cioè 3 piscine molto importanti, una dedicata a bambini, una dedicata agli adulti e l'altra alle terme vere e proprie, e pensiamo il prossimo anno, nella prossima stagione, di poterla aprire, anzi siamo determinati a farlo. Dopodiché contemporaneamente cominciamo alla trasformazione delle terme, sia per quanto riguarda il beauty, sia per quanto riguarda la fisioterapia, sia per quanto riguarda la piscina riabilitativa e infine per quanto riguarda l'hotel, che purtroppo se non c'è hotel e terme è una cosa difficile. Le terme distinte dall'hotel diventano difficili. Per quanto riguarda invece la spiaggia di Lignano Riviera, che a me piace particolarmente perché poi è a portata di famiglia, ha tanto spazio, ci sono tanti servizi anche per i più piccoli. Ci teniamo a quello, non solo, ma stiamo per fare una cosa molto carina, è meglio non dirla, perché facciamo una pista ciclabile con parcheggi, con un abbellimento particolare del lungomare di Riviera, che è un po' ispirato a quello che vuole il turista, perché il turista quando viene qua, è vero, vuole qualcosa di speciale, vuole il suo sogno, e il suo sogno è bene che glielo diamo con qualche palma in più, con qualche fiore in più, ma poi naturalmente con la sabbia, perché la sabbia d'oro ce l'hanno solo qua, è unica, e poi il mare è una bandiera blu, quindi una volta che entra in questo ambiente si sente già di essere felice, e questo è quello che dobbiamo fare noi. Bene. Grazie al dottor Pozzo e buona stagione, insomma, che sia un'ottima stagione anche per lei, Lignano Riviera. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in diretta a Telefriuli Estate, ci sarà uno spazio magico che poi scoprirete tra poco. Di nuovo assieme in diretta a Telefriuli Estate da questa bellissima terrazza dell'Hotel Italia Palace di Lignano Sabbiadoro. Vi dicevo prima, un momento magico, perché qui ho l'onore di avere al mio fianco Jack Nobile, lignanese, fenomeno YouTube del momento. Quante visualizzazioni? Quante milioni di visualizzazioni? Facciamo il test? No, facciamo il test. 52 milioni. 52 milioni di visualizzazioni, 290.000 followers, là abbiamo già le sue fan dietro le quinte. Sì, ma insomma, quello è un altro discorso. Non preoccupare. Allora, come nasce Jack Nobile, il fenomeno Jack Nobile? Che te devo dire? Quando avevo 16 anni facevo il meccanico, è presente, no? Quello che aggiusta i motorini? Sì. E non riuscivo ad aggiustare un motore e mio papà mi ha detto non hai manualità, non sai fare niente, e io ho detto ok, quale cose sono due? O mi butto in depressione perché non riesco a fare niente, o faccio veramente qualcosa e spacco. Non avere manualità è qualcosa di veramente
insomma, cioè se uno ti dice non hai manualità, stai abbastanza male. Quindi che cosa fai? Io mi sono messo sotto, ho fatto il mestiere più manuale in assoluto, il mago. Era una sfida, cioè è nata come sfida, è nata come una Un talento innato oppure hai studiato? Io ho studiato, però secondo me, cioè, qualunque tipo di talento, dal primo all'ultimo, se non c'è un fondo, uno studio di fondo, non serve assolutamente niente. Io ho studiato tantissimo, ho studiato giorno e notte, più la notte perché si studia meglio, però giorno e notte magia. E da lì poi è scattato questo tuo nuovo sogno e tutto... A caricare i video, no, su internet, ho iniziato a caricare i video e insegno tuttora magia ai ragazzi che vogliono imparare, e poi andando avanti la gente si è affezionata e è andata avanti così. Tanti giovani ti seguono, ma poi adesso ci sarà la possibilità anche di leggere il tuo libro. Ma andiamo dopo dal tuo libro, perché io voglio vedere in diretta per Telefrulle Estate una magia di Jack Nobile. Vai. Tocca lavorare, vabbè, scegli una. Scelgo io. Aspetta, sono tutte diverse, di sì? Sì, sì. No, sono diverse, sì, guardate, sono diverse, sì. Prendine una, quella che più ti piace. Aspetta. Ma non cambia niente, tanto te la trovo lo stesso. Sicuro? Sì, falla vedere. Faccio vedere Io non mi giro, falla vedere a tutti i tuoi amici. Riprendila, ok. Falla vedere a tutti i tuoi amici. Ok, guardatela anche voi. Io non sono tuo amico? No? No. Vabbè, che palle, vabbè. Mettila qua. Tu non sei mio amico. Ok. Sai come mescolano gli americani? No. Figo, Gli italiani, che sono un po' più fannulloni, mescolano così, no? Sì. Poi ci sono un'altra categoria, sono i giapponesi. Figo. I giapponesi stanchi. Friulani invece così. Bene. Fatto. Se io dicessi, aspetta, non ho trovato ancora la tua carta, te la ricordi? Sì. Ok, se io ti dicessi la tua carta, te la ricordate? Te la ricordi? Perfetto, tu la sei dimenticata, vero? No, io me la ricordo, però volevo avere anche... Se io dicessi la tua carta, sali in cima, sarebbe impossibile, perché ho mescolato più e più volte, tagliata, l'hai messa in mezzo, quindi sarebbe l'asso di cuori. No, non è l'asso di cuori, no. Con questo ho finito, no? Non era l'asso di cuori, non era... Era l'asso di cuori, Gianno? No, aspetta, però qua entra il lavoro della magia, no? Che carta era la tua? Che? Che carta era? No, non gliela dico. Di che carta era? No, dico. Vabbè, allora faccio così e te la trovo, te la trasformo nell'altro di fiori, giù, che era lei. Bravo, fate un applauso a Jack Nobile dietro le quinte. Ecco, vedi che fanno... Come hai fatto? 50 euro te lo spiego, se vuoi. Dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità. Ecco, allora invece, tanto complimenti a Jack. Grazie. Allora, Il bello viene oggi, Jack Nobile, questo libro che è da poco uscito, immagino, ed è già uscito nelle varie televisioni nazionali, ho visto, via YouTube tu l'hai promosso. Bestseller su Amazon per 2 settimane. Bestseller su Amazon, ha fatto non so quante migliaia di copie, è andato 2 volte in ristampa, non doveva ancora uscire, era già in ristampa. Perché Il bello viene oggi? Perché è la verità. Perché il bello è sempre oggi, viene oggi, è l'istante. Questo è il libro che ha preso mia mamma, vedi che c'è scritto Emanuela? Sì. Mia mamma è entrata, questo è un aneddoto vero, è entrata in libreria mia mamma, no? E fa, oddio non ci credo, è lì veramente, lo compro. Ne aveva 5 a casa miei, no, lo voglio comprare, e l'ha comprato e gli ha messo il suo nome. Così. Perché dobbiamo comprare questo tuo libro? Cioè, che cosa c'è? Cioè, nel senso, fate quello che volete, la vita è vostra. No, ma voglio dire, se un giovane vede in libreria questo libro, Il bello viene oggi, secondo te perché dovrebbe leggerlo? Che cosa può lasciare questo libro? Allora, sicuramente, è la mia storia, cioè è tutto il mio percorso di vita fino ad adesso, quello che ho capito, quello che ho imparato, come la magia mi ha aiutato, come ho già detto prima, io facevo il meccanico, sono arrivato ad essere il mago più seguito d'Italia, e all'interno di questo libro ci sono anche insegnati dei giochi di magia, e c'è un capitolo, 3 capitoli finali dedicati completamente alla crescita spirituale che io ho avuto negli ultimi 3 anni, quindi se qualcuno ha Quindi un messaggio positivo per i giovani? Sempre positivo, assolutamente sì, perché essere tristi sono capaci tutti. Io ti ho visto su internet che hai fatto un viaggio ultimamente, che ti ha portato dove? Quale? Ne ho fatti tanti. Ultimamente sei sempre in giro. In Giappone. Sono andato in Giappone, sono andato a Malaga dal mio maestro spagnolo, Dani da Ortiz, Juan Tamariz, sono i 2 cartomaghi più famosi del mondo e mi hanno preso sotto la loro ala protettiva e sto studiando magia con loro. Questi sono i 2 viaggi più importanti che ho fatto. Ne ho fatti altri? Ma io guardando un po' su internet davvero sei andato dappertutto, sì. Sei giovane ma hai girato il mondo. Che consiglio daresti ad un giovane che ha l'ascolto, oltre che naturalmente a continuare a seguirti nel tuo canale? Può scegliere lui se seguirmi o no, però il mio consiglio è che secondo me, questa è la mia filosofia di vita, ognuno di noi nasce con un talento.
qualcosa, un dono che si ha da piccoli e si deve usare quel talento per regalare dei momenti agli altri, perché tenerselo per sé è sprecato. Se tu lo regali agli altri hai quella cosa in più che manca, e molte volte non basta una vita per capire che cos'è quella cosa, però la ricerca inizia. Cioè, io vi consiglio semplicemente di iniziare a cercare che cos'è quella cosa che vi rende felici o meno infelici. Tu giri tanto il mondo, però alla fine torni sempre a Legnano. Beh, direi, è il miglior posto del mondo dove stare. Capolavoro, sto benissimo qua. Non cambierei questo posto per niente. Ho visto Milano, tutte le città d'Italia, ho visto non si sta bene come si sta qua. Perché c'è il mare, c'è la bella gente, ci sono posti come questi, ci si sta in relax. È così. La magia, dove riesci a concentrarti a studiare la magia? Meglio. Allora, io ho un setup particolare la sera, dalle 2 di mattina fino alle 5 più o meno. Sto sveglio e studio magia col silenzio, con la zanzariera, perché adesso ci sono pieno di... Scusa, con la magia dovresti farle scomparire. Ancora una volta magia, non miracoli, non combino, però c'è pieno di zanzare, però io alle 5 di mattina sono lì che studio magia perché c'è il totale silenzio. Ma non è una cosa che dico io, è una cosa che tutti i grandi, tra virgolette, io non sono grande, ma i grandi maghi imparano di notte, perché non c'è un rumore. Il tuo futuro lo vedi sempre legato alla magia? Io non vedo il mio futuro. Non lo solo vedo. Il presente. Sempre solo l'oggi. Bravo Jack Nobile, allora continuate a seguirlo naturalmente nel suo canale, ma non serve neanche dirlo perché immagino che continuano a seguirti, vero Jack? Possono fare quello che vogliono, io mi diverto e non mi cioè fanno quello che vogliono. Jack Nobile, grazie. Adesso io vado da questa parte e Gian Domenico mi segue perché là abbiamo parlato di magia, ma la magia che ha fatto Flavio sul viso di Alessia è davvero bellissima, davvero bella, a parte che secondo me Alessia è già bella di suo, sì. Però l'hai valorizzata. L'ho anche fatta vedere allo specchio, è stata felice, le è piaciuto, soprattutto il rossetto arancione, che è stata una cosa che abbiamo comunque condiviso insieme e lei ha piaciuto. Abbiamo lavorato anche sulla sopracciglia, che è un elemento fondamentale proprio per la cornice del nostro occhio. Lei questo solitamente non lo fa, vero? Giusto come me. Io opterei per il fatto di avvicinarsi proprio alla matita. Questo è il colore della sopracciglia che abbiamo, è simile al colore dei capelli, non deve essere comunque mai più scuro. Ultimo passaggio per concludere il trucco, andiamo ad applicare un fissatore che servirà proprio per fissare il make up e per farlo durare molto più a lungo. Chiudi gli occhi. Ok. Rinfrescante? Sì, anche fresco. Poi andiamo un po' a togliere queste mollettine. Qui abbiamo anche il vento che ci aiuta. Ecco fatto. Quindi Alessia è pronta, un paio di perle bianche gli metterei, poi un bel contorno di perle bianche anche come girocollo ed è perfetta. E sei perfetta, vuoi vederti di nuovo? Ecco, facciamo vedere in diretta. Ok, guardate. Ti piaci? Certo. Bene, allora io vorrei vediamo se riusciamo a fare un applauso a Flavio perché davvero complimenti per questo trucco in diretta, magari poi torno per i saluti perché dobbiamo andare in pubblicità e ci sarà un momento musicale, quindi insomma un po' di tutto in questa serata qui in diretta da Legnano Sabbiadoro. Grazie ad Alessia per essere stata in diretta con noi, noi ci vediamo tra poco per il filo estate. Grazie a voi. Eccoci di nuovo assieme a Telefriuli Estate, qui facciamo delle prove perché siamo pronti per un momento musicale, siamo sempre in diretta dall'Hotel Italia Palace di Legnano Sabbiadoro, da questa splendida terrazza e voi li conoscete, non sono tutti presenti ma sono i due protagonisti dei Pepper Rose, il gruppo tra i protagonisti, mettiamo così, Roberta Natalini e Andrea Dariol, siete in 5 in totale, no? Ecco, sono in 2, però insomma tra i protagonisti della band. Allora, ricordiamo che domani sarete al Tenda Bar ad esibirvi, tutti e 5. Tutti e 5 saremo al Tenda Bar, vi aspettiamo se avete voglia di passare. Faremo un concerto in 2 ore, penso, cominceremo alle 9:30 e vi aspettiamo se avete voglia.
Intanto vi ringrazio perché avete avuto un'ottima risposta via Facebook dopo la diretta di Lo Sapevo, mi hanno intanto fatto i complimenti per voi, ringraziata, quindi davvero avete avuto un grande successo anche nel corso di quella trasmissione, ma poi per voi il grande evento sarà l'apertura del concerto di Gabbani, no? Immagino. Sì, il 7 luglio ci sarà Francesco Gabbani all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e noi abbiamo l'onore di aprire il suo concerto, siamo molto felici anche perché insomma è una bella vetrina e sarà sicuramente una bellissima esperienza, ci arricchirà molto. Con quanto durerà questa apertura? Avete già fatto delle prove, avete capito già un attimino come sarà strutturato oppure dovete ancora capire come? Allora, noi suoneremo non in elettrico, suoneremo in acustico e suoneremo più o meno 5-6 canzoni. Anche il vostro, io lo chiamo tormentone ma non è tormentone, la vostra canzone che vi ha portato a Verona, dovremmo avere anche delle immagini che fanno riferimento a quella serata. Sì, suoneremo sicuramente anche Personal Hell, che è il nostro inedito e che abbiamo portato all'Arena di Verona Festival Show in finale, e lo sentirete in acustico, una versione che non abbiamo mai provato live, perciò speriamo vi piaccia, pubblicheremo sicuramente un video su Facebook. Perciò... Ricordiamo la vostra pagina. La nostra pagina su Facebook, Paper Rose Official, la potete trovare anche su Instagram, lì mettiamo tutte le nostre foto, le date, tutte le informazioni. Andrea, tu hai portato una chitarra, ci proponi un pezzo? Andrea, parla anche tu ogni tanto, perché sai quante ragazze mi hanno scritto per te? Beh, questo non lo so, Volevo farti un pezzo, uno dei nostri pezzi forti, si chiama WhatsApp, di Forno Blondes. Ok, io vi tengo il microfono, ma fate tutto voi, Ok. Senza aver provato, siamo in live per Telefriuli Estate. For years, all my life is still trying to get back, a beginning of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was when I put this brotherhood of a man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I lie in bed. And so I get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get 3 high and I scream at the top of my heart, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I try, I'm not good to try. I try all the time in this institution and I pray. I'm not good to pray. I pray every single day for evolution. And so I pray sometimes when my life's too bad, and so I get it alone. What's in my head, and I feeling, yeah, a little
all my life is still trying to get back, begin off for a destination. L'applauso ci sta tutto, complimenti a Roberta, Andrea. Difficoltà a cantare da seduta? No, di solito, cioè... Pensavo volessi... No, cioè si fa un po' più di fatica a cantare da seduti, sì. Bisognerebbe cantare in piedi, però una canzone la si fa. Ti sei divertita, hai sorriso, Io e sì, poi c'era tanta gente che si avvicinava a vedervi, no? Incuriositi, poi siete così bellini anche da vedere, davvero complimenti a Roberto e Andrea. Domani al Tenda Bar, però insomma ci siete poi per tutte le informazioni su Facebook, i telespettatori hanno la possibilità di sapere. Sì, le potete vostre scriverci e niente, ci trovate su Facebook. Bene, qua ci si diverte tra i Friuli Estate. Noi adesso vi facciamo vedere un contributo filmato, quello relativo ai nostri cocktail estivi, ne conosciamo un altro e poi andiamo a chiudere in bellezza con il nostro make-up artist. Va? Cos'ha? Quant'è? 1 minuto e 52. Boh. Ciao Paolo, com'è oggi? Bene. Oggi è andato a prepararti la caramella, un drink che va molto a Jesolo ed è stato, diciamo, creato da un mio carissimo amico Andrea Battistetti, ovvero l'ho creato io per questo mio amico. Allora, andiamo a riempire il nostro bicchiere di servizio, andiamo a versare del rum scuro, un'oncia e un quarto che sono 3,65 cl. Andiamo a scagliare la bottiglia, un po' di flair ci sta sempre. Andiamo a mettere una purea di fragola, in questo caso io uso un mixò. Qui è polpa di fragola e zucchero. Continuiamo con una base di limone e zucchero, chiamato anche sweet and sour. Andiamo a mettere un 2 once. Andiamo a shakerare. E andiamo a completare il nostro drink con un top di cola. Sciacquiamo il tin. Ecco te. Grazie. Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me. Adesso Eccoci di nuovo insieme in diretta per Telefriuli Estate. Chiudiamo in bellezza perché con il sorriso di Alessia, diciamo che è questo poi il significato di questa puntata, il make-up therapy. Alessia è contenta? Assolutamente sì, mi sento un'altra persona, possiamo dire. Posso confermare che make-up therapy fa molto bene. Fa molto bene. Flavio, hai reso felice un'altra donna. grazie a voi. Ecco, ricordiamo che tu ti occupi di immagine, di bellezza e quindi make-up. Per chi fosse interessato a contattarti? Per chi fosse, io lavoro per un gruppo di profumerie che è della zona del Friuli e nel Veneto. Ma magari c'è una pagina Facebook? C'è la mia pagina Facebook su Flavio Muccin, mi potete contattare eventualmente lì. Io vi ringrazio, ti ringrazio tantissimo per la splendida serata e per la location meravigliosa. Grazie. Ecco, poi grazie. Flavio ha truccato anche a me, vedrete in un'altra puntata, vedete il trucco adesso che ho in diretta, è merito di Flavio e lo vedrete in un'altra puntata perché il trucco con me l'hai registrato, ma insomma era per dare spazio ad Alessia per un altro, perché io non potevo essere truccata e condurre anche la trasmissione, tra l'altro. Grazie a Flavio, grazie a Alessia e grazie a Iaia, che ritroveremo sicuramente più avanti con una puntata dedicata per il tango. Ritroveremo e balleremo in diretta. Esatto, sì. Grazie a Iaia.
Io ringrazio naturalmente Gigliola che ci ha dato la possibilità di trasmettere in diretta da questa bella terrazza dell'Hotel Italia Palace di Legnano Sabbiadoro, ricordandovi che domani saremo in diretta da Udine per il primo appuntamento del mercoledì dai Sarpi, ma io ringrazio anche voi perché ci state mandando davvero tante foto, non solo selfie ma anche video delle vostre vacanze, proprio perché volete vivere le vostre vacanze in diretta su Telefriuli. Allora continuate a farlo mandandoci le vostre foto nella nostra pagina Facebook di Telefriuli Estate, ma anche attraverso l'indirizzo mail che vedete in sovraimpressione. Ringrazio Gian Domenico Ricci che è con me questa sera e ringrazio anche Pierangelo Butazzoni che è in regia. Noi vi lasciamo ai selfie, quindi ai vostri selfie, alla sigla, e ritorneremo domani in diretta da Udine sempre dalle 21:15. Grazie ancora a voi e buona serata con Telefriuli.